Benvenuti a Piazza Santa Apollonia, un angolo nascosto nel cuore di Trastevere, un vero gioiello per chi cerca le gemme nascoste di Roma. Questa piazza, situata nel rione XIII, è un luogo ricco di storia e curiosità che merita di essere esplorato a fondo. La piazza prende il nome dalla chiesa di Santa Apollonia, un edificio religioso costruito nel 1582 per volere della nobile Paluzza Pierleoni. La chiesa fu eretta su un antico palazzo di famiglia, adibito a monastero fin dal 300, e dedicata a Santa Apollonia, martire del III secolo d.C., protettrice dei denti, e a Santa Chiara. Si narra che il monastero abbia ospitato figure storiche di rilievo, come la celebre Fornarina, amante di Raffaello, e Lorenza Feliciani, la moglie del misterioso Cagliostro. Nel 1888 la chiesa fu purtroppo demolita durante un'importante riqualificazione dell'area, un evento che segnò una trasformazione significativa per la piazza. Al suo posto fu costruito un edificio residenziale, modificando profondamente il volto di questo storico angolo di Roma. Dopo la demolizione, i locali del monastero furono trasformati in abitazioni e in un teatro, il Teatro Belli, che ospitò grandi artisti italiani tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Di fronte a dove sorgeva la chiesa di Santa Apollonia, si trova ancora oggi la chiesa di Santa Margherita, un altro gioiello architettonico. Costruita nel 1288 e rifatta nel 1680, è dedicata anche a Sant'Emidio, tanto che in passato la piazza era conosciuta come Piazza di Sant'Emidio. La facciata presenta un'iscrizione in latino che ricorda Santa Margherita e Sant'Emidio, testimonianza della sua lunga e ricca storia. Il lato meridionale della piazza è delimitato da Palazzo Pizzirani, costruito nel 600 e più volte rimaneggiato nel corso dei secoli. Nel corso dei secoli, il palazzo ha ospitato diverse istituzioni, tra cui il venerabile Conservatorio di San Giuseppe, arricchendo ulteriormente la sua storia. La piazza ha subito diverse trasformazioni nel corso dei secoli, diventando un punto di riferimento per la vita culturale e sociale del quartiere di Trastevere. Piazza Santa Apollonia è un luogo che racchiude secoli di storia romana, un tesoro nascosto che merita di essere scoperto e apprezzato. Venite a visitarla per immergervi nell'atmosfera autentica di Trastevere e scoprire le sue innumerevoli curiosità. Iscriviti al canale, metti un like al video, scrivi un commento qui sotto e condividi il video con le persone a cui può interessare.